Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Giornata da incubo per la Sicilia, assediata dagli incendi, la protezione civile, situazione difficilissima. In arrivo vigili del fuoco da altre regioni. Chiuso per alcune ore l'aeroporto di Palermo, adesso tornato operativo. Evacuate 1500 persone nel Palermitano. Soccorsi bloccati dal fuoco, muore una donna. Roghi anche in provincia di Catania, le fiamme distruggono il parco archeologico di Santa Venera al Pozzo, il sindaco di Acicatena, fuoco un pezzo di storia. Nel Messinese diverse famiglie costrette a lasciare le loro abitazioni. Vertice con il presidente Schifani all'aeroporto di Catania. Secondo Assoesercenti la chiusura dello scalo provoca danni per 40 milioni di euro al giorno nel settore del turismo. Continuano i disagi per i distacchi di corrente. 2 aziende della zona industriale di Catania costrette a bloccare l'attività e a mandare a casa i dipendenti a causa del blackout. Buongiorno, dunque come avete sentito dai titoli è un'emergenza dopo l'altra in Sicilia. Nel giorno più caldo di questa ondata l'isola è nella morsa degli incendi. L'aeroporto di Palermo, lambito dalle fiamme, ha chiuso per alcune ore. Centinaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case. Nel corso del TG faremo il punto sui vari fronti con i nostri inviati. Cominciamo da Palermo, in diretta per noi c'è Marco Gullà. Sì, buon pomeriggio. Telespettatori, ci troviamo a Villa Ciambra, quella che vedete appunto alle mie spalle, è una delle frazioni alle porte di Palermo. Qui qualche ora fa, anzi nemmeno un paio d'ore fa, proprio a mezzogiorno e mezzo, è scoppiato un vasto incendio che ha praticamente lambito le abitazioni che vedete anche alle mie spalle. Sono stati davvero dei momenti drammatici perché non c'era stato ancora l'intervento da parte dei vigili del fuoco e della forestale, e allora poi lo vedremo anche nelle immagini. Alcune persone si sono attrezzate con mezzi propri proprio per cercare di allontanare le fiamme che a un certo punto sono diventate davvero altissime. Infatti le stiamo appunto vedendo, momenti davvero di panico per molta gente che è andata in fuga, e soprattutto c'era stata anche una situazione abbastanza particolare perché c'era una famiglia con dei bambini che è stata subito fatta evacuare e si è messa ovviamente in salvo. Stessa medesima situazione anche in altre parti della città, come non soltanto in città ma anche alle porte di Palermo, come a Monreale, Altofonte, ma la cronaca di queste ore terribili ce la fa Maglio Viola con questo servizio. Notte di paura da Mondello a Borgo Nuovo. Ben 7 incendi hanno cinto d'assedio il capoluogo siciliano, causando distruzione e tantissimi disagi. 2 gli incendi peggiori. È stato circoscritto a metà mattina l'incendio che ha devastato la riserva di Capogallo. Le fiamme hanno raggiunto le case di Mondello, di Pizzosella, di Montegallo, di Sferracavallo, causando l'evacuazione di 120 famiglie. Danni ai giardini di molte villette e alle recinzioni di vari terreni, ma per lo più le costruzioni sono state preservate. Panico anche a Borgo Nuovo per le fiamme che hanno colpito anche la discarica di Bellolampo, che ancora brucia. Il fuoco è sceso fino a ridosso delle case del quartiere palermitano. Quell'incendio ha invaso la città di Fuligine e indotto la protezione civile a invitare i palermitani a uscire di casa il meno possibile. C'è il rischio che nell'aria sia dispersa diossina liberata dai rifiuti in fiamme. Terzo fronte di fuoco fra Monreale e San Martino delle Scale, dove un'anziana è morta per un malore. I soccorsi non sono riusciti a raggiungerla a causa dell'incendio. A Isola delle Femmine a fuoco la concessionaria BMW, con enorme rischio esplosione, visto che nei magazzini si trovavano auto a gas e auto elettriche. Le fiamme hanno costretto a chiudere per 2 volte l'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo. Anche questo incendio adesso è sotto controllo. Le fiamme nella notte hanno minacciato anche l'aeroporto, che è rimasto chiuso fino alle 11, poi ha ripreso progressivamente l'operatività dei voli in partenza e in seguito anche in arrivo. Fiamme anche nel Trapanese, dove è stato sgombrato un villaggio turistico a San Vitolo Capo. Altro incendio ha danneggiato il parco archeologico di Segesta. Fuoco a Recalbuto nell'Ennese, situazione difficile per tutta la giornata di oggi, visto che il caldo non diminuirà. In arrivo squadre di rinforzo dei vigili del fuoco dalle altre regioni italiane. Fra poco parleremo anche dell'aeroporto di Catania, ma intanto torniamo a Catania, dove continua a bruciare. La situazione più critica è sul versante ionico. Allora andiamo subito da Orazio Longo, che le fiamme le ha viste da vicino. Orazio.
Ciao Lorena, noi siamo qui a Guardia Mangano nei pressi di Cireale. C'è un fronte lungo circa 3 chilometri. Qua dietro di noi, come potete vedere, c'è una parte del fronte più avanzato, ci sono diverse case lambite, una è quella che vedete dietro di noi, lambita dal fuoco, e tante persone sono state costrette a lasciare la loro abitazione. Un vigile del fuoco è rimasto ferito poco fa durante i lavori di spegnimento di alcune parti del fuoco, dell'incendio, ma vediamo il primo contributo, che è un signore che insomma ha dovuto lasciare la propria abitazione. Comunque lì la strada dove c'era l'agriturismo Donna Carmela, il fuoco ha passato il torrente e ha lambito, c'era un piede grosso di un uliveto che è andato in fiamme. Purtroppo non sono riuscito a salvare la casa perché le fiamme erano alte con l'estintore fino a un certo punto, però il fuoco ha preso il sopravvento. Vicino è stato fatto evacuare un vivaio, è stato distrutto e una grossa vegetazione di piante di limone è andata in fumo. Da un'altra parte, a pochi chilometri da qua, invece, le fiamme ci hanno quasi raggiunto. Stiamo parlando di Aci Catena, dove mentre facevamo il servizio che adesso vedremo, insomma, le fiamme improvvisamente sono arrivate fino a pochi metri da noi. Vediamo il servizio. Non c'è tempo per fare l'intervista perché le fiamme stanno per avvolgerci, dobbiamo scappare. Ci dobbiamo spostare perché il fuoco sta arrivando qui nella zona dove siamo noi, lo potete vedere, guardate le fiamme altissime che arrivano da dietro questi alberi. Siamo ad Aci Trezza, alla Reitana, il rumore delle fiamme fa impressione. Sta bruciando tutto il sito archeologico di Santa Venera al Pozzo. Raggiungiamo gli operatori nella zona collinare, lavorano senza sosta, ma le fiamme sono ancora accese. Dietro di noi, attorno a noi, in questo momento, qui ad Aci Catena, sta bruciando tutto. Vedete che lì giù tutti gli alberi, tutta la vegetazione è andata in fumo. Stiamo spegnendo questo olivo che è andato in fiamme. Io penso che è difficoltà perché non lo puoi tenere sotto controllo il fuoco, no? Può cambiare da un momento all'altro. Quindi deve vedere anche la posizione, mettere i mezzi in modo tale se cambia il vento di scappare, dobbiamo scappare pure noi. Con i nostri mezzi, con l'autobotte anche a Cireale è intervenuto il nostro aiuto. Noi non riusciamo ad arginare, purtroppo sta andando a fuoco una parte della storia della nostra Sicilia. Ed è proprio il vento uno dei maggiori problemi, lo sentite anche in questo momento, qui è tantissimo il vento. Vi informo che anche in altre parti del Catanese ci sono incendi abbastanza pesanti, uno a San Pietro Clarenza che sta lambendo le abitazioni. Ti ridò la linea. Grazie Orazio Longo, e andiamo adesso a Messina, che anche qui c'è un fronte di incendi molto vasto, diverse famiglie sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Francesco Triolo. Messina è invasa dal fuoco, sono numerosi gli incendi nelle colline della città con diversi fronti ancora aperti sui quali stanno intervenendo i vigili del fuoco, fiamme nelle campagne di Toni, in Contrada Catanese, nella zona di sottomontagna del comune di Villafranca, tutta la zona nord della città. Nella notte la situazione più difficile è stata vissuta a Curcuraci, dove il fuoco è arrivato fino alle abitazioni divorandone una, evacuate decine di persone, paura per la struttura di accoglienza Oasi della Madonna del Sorriso. Le fiamme sono arrivate a 200 metri dalla struttura e un gruppo di scout di 32 bambini dagli 8 agli 11 anni che si trovava lì per un campo estivo è stato evacuato. Questo è il fronte più complicato della mattinata, siamo a Faro Superiore e dopo aver distrutto il maneggio che si trova poco più avanti, le fiamme stanno avvolgendo quella casa e altre sono in pericolo, tant'è che sono stati necessari alcuni lanci, diversi lanci di acqua da parte dei Canadair. Da questa mattina stanno intervenendo i Canadair e gli elicotteri della Forestale, raddoppiato il dispositivo di emergenza, arrivati rinforzi da Napoli e Catania. In prefettura ha convocato un coordinamento interforze. In provincia decine di mezzi sono impiegati a Santo Stefano di Camassa, dove un incendio ha danneggiato il depuratore e interessato 4 abitazioni, mentre nella notte a Furci intorno alle 3 le fiamme hanno avvolto la collina e raggiunto 2 complessi abitativi, arrivando fino all'autostrada, circondando le abitazioni e lambendole per diverse ore. Tanta paura tra i residenti e diverse abitazioni sono state evacuate dai soccorritori per motivi di sicurezza.
E continueremo ad occuparci della situazione degli incendi che stanno divampando in tutta la Sicilia, con collegamenti dalle zone più colpite nella puntata di oggi di Sicilia 24 Focus. Con Giussi Lazzara in studio ci saranno Luigi Pasotti, dirigente SIAS di Catania. Potete inviarci le vostre segnalazioni al numero WhatsApp 342 745 5005. Il programma, lo ricordiamo, è anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo adesso, chiudiamo questa ampia pagina dedicata all'emergenza incendi. Pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio e c'è un aggiornamento sul fronte degli incendi nel Catanese, perché il sindaco di Aci Catena, Margherita Ferro, che abbiamo sentito poco fa nel servizio, sta invitando i suoi concittadini a chiudere le colonnine del gas delle zone appunto a rischio incendi, mentre la stessa azienda sta sospendendo l'erogazione del gas, e questo appunto perché la zona è tutta a rischio incendio. Avete sentito in apertura la situazione dell'aeroporto di Palermo, che ha chiuso e poi riaperto perché lambito dalle fiamme. A Catania, come sapete, invece l'aeroporto è chiuso ormai da diversi giorni. Oggi c'è stato un sopralluogo e poi un vertice del presidente Schifani, a cui ha partecipato in videocollegamento anche il ministro Salvini, che ha annunciato che si sta impegnando per accelerare il ritorno alla normalità. Sentiamo Luca Ciliberti. Dovremmo andare a Malta, però sta ritardando, non si sa quando arriva il volo e per il momento ci sono 2 ore di ritardo. Il volo ritarda ogni mezz'ora, ci fanno entrare, ci fanno uscire, un po' di confusione. Dovrei andare a Palermo, ma Palermo si è incendiato questa notte, non so dov'è. Speriamo in bene, dai. No, è terribile. Se noi veniamo da Reggio Calabria, siamo partiti alle 4 e siamo qua da 2 ore di ritardo. Sì, purtroppo sì, stiamo andando a Trapani e non c'è nessuna informazione tramite telefono, tranne che uno viene fino qua e questo è un disagio enorme. In Sicilia è caos voli. Alla paralisi dell'aeroporto di Catania si è aggiunto lo stop dello scalo di Punta Raisi a Palermo, minacciato dalle fiamme e riaperto parzialmente solo in tarda mattinata. Numerosi dei 233 voli previsti sono stati dirottati su Trapani. Da stanotte che siamo in contatto con i vigili del fuoco, con i sindaci, con i governatori. C'è il problema fuoco in Sicilia, con l'aeroporto di Palermo che spero possa tornare operativo nell'arco della mattinata, con l'aeroporto di Catania che viaggia al 40%, ho convocato una riunione oggi pomeriggio per accelerare il ritorno alla normalità. Oggi a Catania è arrivato anche il presidente della regione Renato Schifani per un sopralluogo nello scalo Etneo. La situazione è sicuramente delicata, senza precedenti, perché le altissime temperature unite ai soliti incendiari delinquenti hanno creato e stanno creando un danno elevato. Sul fronte delle indagini intanto sono stati nominati dei consulenti tecnici della procura. Gli accertamenti finora escluderebbero la matrice dolosa. Ulteriori verifiche tecnico-scientifiche serviranno a determinare la dinamica di quanto accaduto e se ci sono delle responsabilità penali. Nel frattempo nel Terminal A stanno lavorando ben 5 aziende, tra le quali la specialista in bonifiche Belfor, che ha già lavorato sul Terminal 3 di Fiumicino a seguito dell'incendio del 2015. I lavori procedono H24. Restano le criticità legate alle comunicazioni tardive delle compagnie aeree sugli spostamenti dei voli, che mandano in tilt anche i trasferimenti dei passeggeri sugli altri scali. Ma ogni giorno di chiusura dell'aeroporto ha ricadute enormi sul turismo, ci dice tutto Eva Spampinato. Sono chiare, siamo arrivati in cima! I VIP ci sono, ma i turisti no, o meglio, i turisti vorrebbero raggiungere le isole Eolie, ma la perdurante chiusura dell'aeroporto di Catania, le difficoltà di collegamento e i prezzi troppo alti dei trasporti verso le isole minori della Sicilia fanno cambiare destinazione e programmi di viaggio. Le isole Eolie in questi giorni stanno vivendo un ennesimo disagio dovuto alla chiusura dell'aeroporto di Catania, infatti si registrano molti ritardi e molte disdette. Catania è l'unico aeroporto che serve bene, diciamo, le isole Eolie, perché non abbiamo altri aeroporti al di fuori di questo. Reggio Calabria è difficile da raggiungere per via degli aliscafi. Assoesercenti Sicilia stima un danno da 40 milioni di euro al giorno per l'indotto turistico di tutta l'isola, in particolar modo per la parte orientale, a causa della chiusura parziale di Fontanarossa. A essere coinvolti, spiega Salvo Politino, non sono solo i passeggeri, ma l'intera filiera legata al turismo, dai taxi agli hotel, dai bar ai ristoranti, passando per le agenzie di viaggio. Questa situazione ovviamente si aggiunge alle ataviche
problematiche relative ai trasporti da e per le isole Eolie, aggravati quest'anno anche da un aumento dei costi per quanto riguarda le navi. E se i social offrono immagini da sogno con Robert De Niro a Panarea, Chiara Ferragna in Friends in catamarano tra Lisca, Strombolicchio e Lipari o in vetta allo Stromboli, raggiungere le Eolie per le persone comuni diventa un viaggio lungo e dispendioso, soprattutto per chi parte dal nord o centro Italia. I costi dal nord verso la Sicilia sono molto più alti rispetto ai costi che un turista può avere per andare dal nord in Sardegna, quindi diciamo che la regione dovrebbe cercare di mitigare queste differenze. La soluzione, dicono gli operatori del settore, potrebbe essere quella di migliorare i collegamenti e le comunicazioni con l'aeroporto di Lamezia Terme in Calabria. Una collaborazione fra i vari enti e le varie regioni potrebbe favorire il turismo in tutto il centro-sud. E sulla situazione di oggi in Sicilia interviene il ministro della Protezione Civile ed ex presidente della Sicilia, Musumeci. In questo momento ha detto: dobbiamo tentare di salvare il salvabile. C'è una coincidenza di elementi che rende la situazione molto complessa. È una delle giornate più difficili dal punto di vista climatico. In Sicilia lo scirocco non consente ai velivoli di alzarsi in volo per lo spegnimento degli incendi. Tutto quello che si poteva fare con i vigili del fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile è stato fatto. La forza della natura, conclude Musumeci, tende a sopraffare quella dell'uomo. E nel quadro dei disagi e delle difficoltà di questi giorni anche i distacchi di corrente elettrica a Catania, frequenti blackout che non colpiscono solo i cittadini ma anche alle aziende. Emanuela Corsi oggi è andata alla zona industriale, sentiamola. Sono giorni difficili a Catania, dove i continui distacchi di corrente elettrica stanno creando gravi disagi ai cittadini e mettendo in ginocchio anche le aziende. Ci troviamo all'interno di un'azienda della zona industriale dove la produzione si è fermata ormai da giorni a causa di un blackout perdurante. Sono circa 60 gli operai che lavorano all'interno. Qui si producono integratori alimentari ma anche prodotti cosmetici e non si sa quando si potrà tornare a lavorare. I proprietari ci accompagnano all'interno. Come vedete dalle immagini, tutti i macchinari per la produzione sono fermi. Ogni comparto, ci spiegano, deve mantenere la sua temperatura, che va dai 22 ai 25 gradi circa. Le temperature roventi di questi giorni rischiano di deteriorare la produzione. Abbiamo chiesto di fare un intervento e darci anche dei tempi di intervento per poter capire, comprendere quando possiamo rimettere in funzione lo stabilimento, e nessuno ci dà una risposta. Non abbiamo visto nessuna squadra fare nessun tipo di intervento. Incertezza anche per il futuro dei 60 operai. E siamo anche in difficoltà perché non sappiamo se chiedere la cassa integrazione, se metterli cosa fare diventa complicato perché non hai una idea e un orizzonte temporale di un ripristino di questo tipo. E dalla tarda serata di ieri la fornitura di energia elettrica agli impianti di produzione sidra e di fornitori terzi è tornata alla quasi normalità. Lo rende noto la società, partecipata al 100% dal comune, che gestisce la rete idrica a Catania, sottolineando che ci sono ancora sporadici cali di tensione e temporanee sospensioni di energia elettrica e quindi che bisogna attuare delle turnazioni nella fornitura d'acqua. Oggi orientativamente verrà sospesa l'erogazione del servizio nella zona nord della città. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo con altri servizi. Ed eccoci di nuovo in studio, abbiamo raccolto lo sfogo di un medico del pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa, esasperato per la carenza di organico. Vi facciamo ascoltare l'audio registrato dal parente di un paziente che si è rivolto al nostro TG. E non riusciamo a fronteggiare l'alto flusso perché dovremmo essere 25. Il motivo qual è? E siamo 9. 9 persone lavorano per 25 perché non si presenta nessuno a lavorare in questo modo. Se non denunciate. Abbiamo denunciato e la direzione se ne frega. È lo sfogo di un medico del pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa. I sanitari sono pochi, i pazienti tanti.
Se voi siete con noi possiamo fare qualcosa, No, ma se noi voi siamo siete con voi. contro di noi, No, che ci quello no. aggredite, noi non possiamo continuare così. Questo pronto soccorso è a rischio imminente di chiusura, quindi un attimo di pazienza, cortesemente aiutateci perché noi non ce la facciamo più. Qui c'è un elevato rischio clinico e quelli che stanno sopra di noi ci stanno ammazzando tutti, sia i parenti, sia i pazienti, sia noi. A registrare questo sfogo è stato il figlio di un paziente arrivato al pronto soccorso in codice giallo. Del sovraffollamento nell'unico pronto soccorso della città ne avevamo già parlato qualche mese fa, ma da allora nulla sembra essere cambiato. È veramente vergognoso che i pazienti debbano stare nei corridoi, sopra le barelle, abbandonati per ore, sempre perché qui all'ospedale Umberto I di Siracusa mancano i medici e mancano gli infermieri. È uno schifo, è una vergogna. Prima di una visita spesso passano ore, le lancette dell'orologio girano e per chi sta male il tempo di attesa sembra durare un'eternità. A lamentarsi non sono solo i pazienti ma anche i familiari. Qualcuno deve fare qualcosa, l'ospedale Umberto I di Siracusa è al collasso. Troppe responsabilità, pressioni e bassa retribuzione sarebbero queste le motivazioni che portano i medici a scegliere reparti diversi da quelli d'urgenza. Così a Siracusa, come nelle altre città, il problema non cambia e i pronto soccorso restano senza medici e sovraffollati di pazienti. Ancora una sciagura nelle acque davanti a Lampedusa, un barchino è affondato, è morta una donna, 5 dispersi, 15 migranti, compreso un bambino, sono invece ricoverati al poliambulatorio dell'isola. Intanto più di 400 rifugiati sono stati trasferiti altrove e l'hotspot è tornato alla normalità. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, vi lascio adesso al nostro spazio di approfondimento Sicilia 24 Focus dedicato ancora all'emergenza incendi. A tutti un buon pomeriggio.